Lunedì 15 settembre migliaia di studenti hanno varcato nuovamente la soglia delle scuole inaugurando l'anno scolastico 2025-2026. Alcuni istituti della città di Sora, come l'Istituto Comprensivo 2 e gli istituti di istruzione superiore, avevano già ripreso le lezioni giovedì 11 settembre. Gli istituti comprensivi della città, come da tradizione, hanno organizzato cerimonie di accoglienza per dare il benvenuto a studenti e famiglie. Noi abbiamo seguito da vicino due plessi cittadini, il plesso Rosati dell'Istituto Comprensivo 1 e la scuola Facchini dell'Istituto Comprensivo 3. Al plesso Rosati la cerimonia di apertura è stata accompagnata dall'orchestra scolastica che ha eseguito l'Inno d'Italia e l'Inno alla Gioia. La dirigente Rosella Puzzuoli, affiancata dal corpo docente e dalla vice sindaca Maria Paola Gemmiti, ha salutato alunni e genitori rivolgendo loro gli auguri per un buon anno scolastico. Inizia un nuovo anno scolastico, o meglio, per i nostri ragazzi oggi inizia l'anno scolastico perché per noi docenti e collaboratori scolastici amministrativi è iniziato già da un po' naturalmente per permettere ai nostri alunni e alunne di tornare a scuola. Quest'anno la nostra scuola ha avuto l'opportunità di avere molti iscritti in più anche rispetto all'anno scorso. E questo è un impegno molto importante anche per noi perché è importante offrire loro proposte sempre innovative da un punto di vista didattico, ma soprattutto nel discorso che facevo con i ragazzi e con i genitori ho dato un'indicazione che secondo me è fondamentale, quella della condivisione del linguaggio comune nella crescita dei nostri ragazzi. Questo linguaggio comune significa che deve esserci un dialogo costruttivo tra famiglia e scuola, perché oggi si parla tanto di comunità educante, ma in realtà la comunità educante è proprio questo, avere un fine comune e ognuno nel rispetto del ruolo dell'altro far sì che i nostri giovani possano intraprendere una strada importantissima che è la strada del benessere, cioè la strada dello stare bene, del volersi bene, del farsi del bene. Ai ragazzi ho parlato di rispetto l'uno dell'altro perché purtroppo le ultime cronache non sono tanto piacevoli. Si è parlato in questi giorni di stupro di una bambina di 12 anni, si è parlato di bambini che sono stati picchiati mentre stavano festeggiando un compleanno da loro coetanei o poco più grandi, e anche lo stupro di cui parlavo prima si tratta di 12 anni e sono stati ragazzi di 15 anni. È inammissibile che noi adulti non facciamo qualcosa insieme, è nostro obbligo, perché purtroppo altrimenti potrebbe essere la devastazione della società, mentre è bello, importante far scoprire il sorriso di quello che è lo stare bene insieme, nel rispetto l'uno dell'altro. Atmosfera altrettanto festosa anche alla scuola Facchini dell'Istituto Comprensivo 3, dove la manifestazione si è aperta con l'esibizione della giovane orchestra d'istituto che ha eseguito l'Inno d'Italia e l'Inno europeo. A seguire gli auguri della dirigente scolastica Donatella Antonellis e della consigliera comunale con delega all'istruzione Francesca Di Vito, che ha portato il saluto dell'amministrazione. Io ho voluto aprire questo anno scolastico con un brano tratto dal libro di Henri De Luca, Il giorno prima della felicità, un brano che parla di uguaglianza, il fatto che la scuola permette l'uguaglianza e che il dispari comincia fuori. Ci tenevo a condividere questo brano con i genitori perché credo sia il fondamento poi del nostro rapporto di fiducia e di rispetto. Nella nostra scuola ci sarà sempre ascolto, accoglienza e uguaglianza nei confronti di tutti, come dicevo prima, dei bambini più svantaggiati, dei bambini plusdotati, dei ragazzi ricchi, quelli poveri, quelli cristiani, quelli musulmani, quelli atei, non facciamo differenza, e se ci sarà qualche percorso personalizzato è solo per permettere a tutti di raggiungere il traguardo con una strada diversa.